Il piano deve essere un piano provinciale, deve essere coordinato dalla prefettura e deve coinvolgere quantomeno i comuni che hanno basi militari, quindi Vicenza, Arcugnano, Longare e la stessa provincia, perché chiaramente questi mezzi girano, arrivano dalle autostrade, passano per la ferrovia e quindi è importante che questi rischi vengano valutati. Resta alta la preoccupazione dei cittadini radunati in 38 associazioni per la movimentazione di materiale pericoloso tra le basi americane. Non esiste ancora un piano di gestione del rischio provinciale che disponga regole comuni, chiare e trasparenti, soprattutto per il trasporto di materiale a rischio chimico, batteriologico ed esplosivo. La mobilitazione popolare si era già attivata l'estate scorsa per la decisione americana di dispiegare batterie di missili a corto raggio anche nelle basi vicentine. Dopo un incontro con il prefetto per ottenere rassicurazioni in tema sicurezza, ai cittadini è stato confermato solo lo stoccaggio di una batteria di missili Vushorad in previsione di un dispiegamento all'estero. Un'informazione che ha allarmato l'UNESCO, che ha chiesto informazioni più precise sul contenuto dei container movimentati nel territorio iberico, contrassegnati da specifici pittogrammi normati. La risposta è stata data dal comando della SETAF che ha riconosciuto il trasporto di merci pericolose di diverse categorie, però ha opposto un rifiuto, diciamo, all'indicazione di materiali pericolosi trasportati in base a un regio decreto del 1941 che è stato abrogato circa 15 anni fa. Quindi noi abbiamo segnalato che agli organi competenti e alle istituzioni competenti che chiaramente una risposta del genere non è pertinente e che va motivata in maniera diversa. Della questione il Comune ha interessato il Ministero della Cultura e quello della Difesa.